Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo dei contraccolpi che si hanno quando si attivano dei riti propiziatori, modello New Age o modello Spero in Dios. Però prima di fare questo, il vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al mio canale se sei la prima volta che passi, di venirci a trovare nei nostri gruppi sui social, su Face, dove abbiamo un gruppo che stiamo rilanciando, siamo più di 1460, e il gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. È gratuito, i link sono sotto qui in descrizione. Invece se vuoi un consulto privato, qui sopra vedi il numero, in Telegram mi contatti, 20 euro, 45 minuti. Bene. Poi abbiamo anche un altro gruppo, i casti sacerdotali, in cui si parla di ermetismo. Abbiamo anche un sito che ho creato nel 2015 e in questo sito, il capitano.altervista.org, i link sotto in descrizione, puoi scaricare 20 ebook di cui una grande parte parlano di radionica, radiestesia, cioè parlano e hanno anche circuiti di radionica e radiestesia con tante di istruzioni. Ed è gratuito. In più con il Degarda dal- abbiamo una sezione shop dove si possono acquistare pregiati prodotti esoterici. Vi ricordo che ad esempio questo ciondolo magico costa 150 euro più 10 euro di spedizione tramite raccomandante. Vi ricordo che questi 20 ebook sono stati già scaricati da più di 150.000 persone e il vostro Maledetto Veneziano dal 2015 ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici, quindi il Marietto qualcosa ha fatto. Bene, parliamo un po' di questi contraccolpi che si sentono un pochettino in giro, cioè nei vari gruppi angelici, micangelici, di santoni, di guru, insomma di tutto e di più nei social si sente sempre un tamburo al battente di parlare di questi contraccolpi magici. Allora, il discorso, cari miei, è molto semplice. Quando una persona entra nel mondo esoterico, molto probabilmente le prime volte, se non ha già un'infarinatura karmica, molte volte entra un pochettino da incendiare, no? Avete presente? Arrivano, pensano che sia tutto gratis, pensano che basta dire quattro paroline una settimana eh, perpetuare queste cose che poi vi ho già spiegato che si agganciano ai Gregori e poi l'egregore vi consuma. Arrivano e pensano che basta picchiare i piedi, mettere dentro il nome, dentro una calza, picchiare i piedi, insomma, quelle cose un po' da New Age, da fantapolitica, che neanche i nostri politici riuscirebbero a immaginare. E quindi è già una cosa importante quello che si vede sui social. E quindi molto probabilmente qualche guaio lo combinano e non c'è neanche bisogno del contraccolpo, no? Proprio loro si mettono un sacco di cioccolato. Ma questo il vostro magnetro vi ha sempre avvisato. Ho fatto più di 1500 pillole e in tutte le pillole spiego di stare molto attenti a queste cose qua. Il contraccolpo invece, quando succede? Quando si leggono o si vedono dei rituali sul web e chi li spiega, no, li fa passare come bagatelle, nel senso che non spiegano che bisogna essere protetti, entrare nel cerchio, il cerchio di fuoco, ovetto colorato, mettere tutte le protezioni che si possono. E allora lì sì, il pericolo del contraccolpo c'è, ma non lo vedete subito, eh? Magari passano 3 anni, un giorno passate sulle strisce pedonali e poi il giorno dopo siete davanti al primario, magari senza due gambe. Io ho già visto casi del genere in cui delle persone magari un pochettino da, come si dice, pompate, no, da incendiari, no? Si sono resi conto dopo anni che incominciavano a diventare pompieri, ma ormai il danno è fatto. Mi ricorderò sempre di quella dottoressa che 7 o 8 anni fa, adesso non mi ricordo più, mi contattò perché aveva acquistato un sigillo da una sorella massona, una dottoressa, e poi in un atto di megalomania, di isterismo, ne aveva stracciato e da quel momento lì tutto nella vita gli era andato male, cioè praticamente aveva perso il lavoro, gli è arrivato un tumore, insomma, un casino di cioccolato. E questo è anche un contraccolpo per non aver avuto, come si suol dire, prima di tutto uno che facesse un sigillo adeguato e poi non sapeva che ci sono dei debiti canonici. Se uno strappa un sigillo è come praticamente uccidere una persona, perché il sigillo è vivo. Quindi molte volte quando una persona entra nei social, no?
Se non ha un fisico bestiale come cantava quella persona qualche anno fa, la vedo dura, proprio perché fa delle azioni sconsiderate, perché vede altre 300 persone o anche 1000 persone in un social che spiegano come pregare gli angeli. Io ho già spiegato una cosa: quando voi fate delle invocazioni, se siete bassi di vibrazione, attirate solamente energie angeliche negative. Quindi se voi avete un problema o di lavoro o di soldi o di amore e siete collegati a un'entità, come si suol dire, magari il vostro amore è un disgraziato, faccio un esempio, è chiaro che se attivate queste forze che chiamate angeliche, vi ho già spiegato che attirerete sempre le forze negative. E quello è già un contraccolpo, perché vuol dire che fra 5, 6, 7 anni qualcosa nella vostra vita verrà colpito anche senza che voi lo sappiate. Questi sono i contraccolpi. Ce n'è una marea di contraccolpi, da chi straccia il sigillo a chi incomincia a fare invocazioni con paroline oppure mette dentro il proprio nome e cognome dentro, sapete quei ferri tirati, roba del genere, con dentro magari 50 persone. Allora, parto il presupposto che tutti siano le fotocopie di Padre Pio, ma purtroppo nei social non sono tutti così, non sono tutti stinchi di sangue e questi sono altri contraccolpi. Quindi quando si inizia con la magia seria, con l'esoterismo serio, bisogna sempre entrare punti di piedi e lasciar fare all'esoterista serio che ha le competenze professionali e animiche. E chiaramente questo ha dei prezzi. Quindi quando si arriva giù in fondo alla botte, c'è certa gente che pensa che basta raschiare ancora e la cosa si risolve, ma non è così. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e state attenti ai contraccolpi che ci sono, anche se non ci credete. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.